Se generalmente la scelta più funzionale ed ecologica, quella che permette di evitare il traffico autostradale e la ricerca di parcheggi, che può essere o molto lunga o molto costosa, questo fine settimana prendere il treno potrebbe essere meno conveniente o riservare brutte sorprese ai passeggeri che vogliono spostarsi sulla rete ligure. I motivi sono principalmente due. Quello certo, con meno possibilità di variazioni in corso d'opera, è il cantiere della stazione di Genova-Brignole. Sabato e domenica sono chiusi i binari 7, 8 e 9 con conseguenti variazioni sulle linee che collegano Genova con Torino, Milano, Arquata Scrivia, Ovada, Acqui Terme, Novi Ligure, Sesti Levante, Savona Ventimiglia e nel servizio metropolitano genovese. Da lunedì 6 e fino a giugno poi ci saranno altre modifiche agli orari e alcuni collegamenti cancellati tra le stazioni di Brignole e Principe. I lavori servono a potenziare l'infrastruttura all'interno del progetto unico Terzo Valico Nodo di Genova per la realizzazione di 2 nuovi binari tra Genova Piazza Principe e Genova Brignole e del nuovo apparato centrale computerizzato della stazione di Brignole. L'altra complicazione può essere lo sciopero nazionale del personale del gruppo Ferrovie dello Stato, Trenitalia, Trenitalia TPR e Trenord, proclamato dall'Unione Sindacale di Base USB. Sarà dalle ore 21 di sabato alle 21 di domenica 5 maggio. Una mobilitazione partita inizialmente per i lavoratori della manutenzione ferroviaria e che contesta l'applicazione dell'accordo sull'organizzazione del lavoro dello scorso 10 gennaio sottoscritto con la maggior parte degli altri sindacati, ma si estende poi a tutti i dipendenti che vorranno aderire. Ferrovie dello Stato scrive sul sito che i treni potranno subire variazioni o cancellazioni anche prima o dopo l'inizio e la conclusione dello sciopero. Per essere aggiornati in tempo reale, il modo più sicuro è consultare il sito di Trenitalia, viaggiatreno.it oppure chiamare il call center 800 89 20 21.